Corsa di chiusura dall'Arcoveggio, il TQQ con 10 soggetti al via, 1 Zalshan S, 2 Valerias, 3 Abramo Petra, 4 Spirit Robi, 5 Zephyrus GM, 6 Visipan, seconda linea, 7 Oscar Benal, 8 Volo di Varco OP, 9 Ubiboco SM, 10 Verduzzo DM. Intanto c'è la rottura di Zephyrus GM, macchina che stacca con la velocità iniziale di Valerias che va subito a condurre nei confronti numero 5, di Zalshan AS, la squalifica invece per Zephyrus, mentre parte molto bene dalla seconda linea Oscar Benal. Tanto primi 200 completati in 14:1 e continua a guidare la favorita Valerias, Roberto Vecchioni in sediolo, Zalshan AS in seconda posizione. Ne segue le mosse, mentre all'esterno sta muovendosi Verduzzo MDM che risale gradualmente il gruppo e sulla seconda piegata arriva a ridosso di Oscar Benali in terza posizione. Al largo c'è anche Volo di Varco OP che cerca di farsi luce. Intanto se ne vanno i primi 600 di gara. Dopo un quarto in 29:1 Roberto Vecchione cerca di moderare un po' il ritmo e comunque non troppo per non farsi avvicinare eventualmente dai cavalli all'esterno. Il gruppo è chiuso da Ubiboco SM e intanto Valerias ha completato anche i primi 800 metri di gara in 59 scarsi, chilometro che se ne va nell'ordine dell'1:14:4 e sempre Valerias a condurre, tallonato da Zalshan AS. In terza posizione rimane Oscar Benal con all'esterno ancora Verduzzo MDM in calo, 400 alla conclusione, il parziale ora in 15:4, metà dell'ultima curva con Zalshan S che accenna a spostare, richiesto invece Valerias, mentre avanza bene anche Ubiboco SM, completamento della curva conclusiva, ingresso addirittura d'arrivo con in vantaggio Valerias, si lancia a centropista Ubiboco SM che trova in crisi Valerias, finale con Ubiboco SM che vince su Valerias. Al terzo posto finisce Zalshan AS. Il successo a sorpresa per Ubiboco SM, Tommaso Gambino in sediolo che era praticamente in ultima posizione ai 500 finali, ha fornito uno speed notevole, progressione notevole sulla curva per passare agevolmente nel finale. Vedete energie fresche per Ubiboco SM che sul palo transita nettamente primo, Valerias un po' in difficoltà, finisce al secondo posto e al terzo è ancora il numero 1 Zalshan S. Andiamo a vedere le altre posizioni, i numeri 3 e 4, vale a dire Abramo Petra e Spirit Robi. Lotteranno sicuramente per il quartet e quinte perché sono vicinissimi e ci sarà fotografia per il quarto e quinto posto. Rivediamo intanto la bella retta d'arrivo di Ubiboco SM, Tommaso Gambino che raddoppia così in giornata e vince la sua seconda corsa per il training oggi di Roberto Gradi. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per giovedì prossimo.